Il film del regista italiano Paolo Sorrentino La Grazia inaugura in concorso l'82esima Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia al Lido, un lavoro drammatico in cui Sorrentino consolida l'abbinamento vincente artistico con Tony Servillo, che nel film interpreta i panni di un immaginario Presidente della Repubblica. Il nostro settimo film insieme che ha questo privilegio, onore di aprire la mostra. Questo ci rende molto orgogliosi, ma al tempo stesso anche ci mette un po' di batticuore. Questo film è nato dopo che ho letto una notizia di cronaca del presidente Mattarella che aveva concesso la grazia ad un uomo che aveva ucciso la moglie malata di Alzheimer. Questa notizia mi ha fatto pensare che ci fossero gli estremi di un dilemma morale molto interessante da raccontare. Sorrentino, ai nostri microfoni, racconta anche il legame del tutto particolare che ha con Venezia. No, ho portato qua il mio primo film, poi ho avuto il premio con la mano di Dio, ho presentato le serie sul Papa, ho sempre avuto un'accoglienza molto calorosa. Quindi Venezia è nel suo cuore. Decisamente. Può fare un saluto ai nostri telespettatori di Antenna 3 Media Nord-Est. Un saluto ai spettatori di Antenna 3. Grazie. Nel cast spicca anche una brillante interpretazione di Anna Ferzetti che sottolinea il grande significato dell'amore. Qual è il messaggio di questo film e anche del tuo personaggio? Ce ne sono tanti, apre talmente tante porte questo film, all'amore perduto, all'amore filiale, all'amore per le istituzioni e a guardare al futuro. Intanto è sbarcata all'aeroporto di Tessera Giulia Roberts. A Lido si è visto anche George Clooney per alcune interviste blindate all'Excelsior. Tra i cacciatori di autografi c'è chi da lunedì è in attesa, ma pure chi si dichiara disponibile a cedere il suo posto faticosamente conquistato in cambio di una lauta ricompensa.